Buonasera. Continuiamo le nostre riflessioni, le nostre lezioni su questo fenomeno culturale che poi si è riversato nella società e tutt'oggi fa sentire il suo, chiamiamolo così, la sua influenza, la sua componente anche nel nostro pensiero, nei nostri comportamenti, nelle nostre scelte, che è il movimento illuminista. E ci chiediamo, ma come mai questo movimento è nato, come mai proprio, diciamo, alla metà del Settecento? Perché non è che sia una cosa casuale, no? Perché poteva nascere prima, poteva nascere dopo. Nasce alla metà del Settecento perché siamo di fronte ad un fenomeno che assomiglia molto a quello che succede oggi nei paesi, diciamo, terzi, nei paesi del terzo mondo. Vale a dire, c'è una crescita e un ringiovanimento della popolazione. Questo fatto di avere molti più giovani rompe con il passato, evidentemente, perché il giovane è portato a non seguire quello che viene, diciamo, tramandato. Questo, evidentemente, siamo a livello di intellettuali in questo momento, ma anche a livello di persone, vediamo come la gioventù sia la caratteristica di questo momento, non solo nella, diciamo, dell'Europa, ma anche da questa parte dell'Italia, insomma, no? Perché pensate, per esempio, che la popolazione del Goriziano raddoppia, raddoppia la popolazione dell'Inghilterra, raddoppia la popolazione della Svezia. Quindi, che cosa significa questo? Significa che abbiamo un surplus di popolazione giovane e quindi questi giovani vengono ad essere anche più costruttivi di una realtà nuova. E poi se andiamo a vedere anche i governanti, no? Noi oggi pensiamo che sia bene che i governi abbiano dei governanti giovani perché hanno delle prospettive migliori. E in effetti anche allora i governanti erano giovani. Se noi pensiamo che, per esempio, Federico II, di cui vi avevo parlato, aveva 26 anni quando è salito al trono. Giuseppe II era quasi appena uscito dall'adolescenza. Ma poi anche la gente comune. Pensiamo, per esempio, per tutti, quello di Mozart. No? Mozart, che è di questo periodo, quindi è anche un illuminista, Mozart, tra l'altro. Pensate che Mozart incomincia a fare concerti a 3 anni, per dire come era, diciamo, precoce anche questa generazione. Ma poi, soprattutto, ci sono anche altri fenomeni che favoriscono questo. Per esempio, alla metà del Settecento non ci sono carestie, non c'è fame, perché i campi riescono a produrre meglio, c'è un miglioramento della coltivazione, specie appunto dove viene applicato il credo illuminista, e anche poi, questo è anche una cosa che magari è qualcosa di fortunoso, non ci sono epidemie, quindi la gente si ammala di meno e quindi muore di meno e quindi c'è il collegamento, diciamo così, tra la sufficienza di cibo e la minore diffusione dei virus. Quindi l'economia, diciamo così, va bene tutto sommato. Per cui quando anche noi parliamo di rivoluzione francese come rivoluzione sociale è alimentata dal fatto che la sua economia va bene.
E vedremo stasera, parlando della rivoluzione americana, come nasce da un andare bene dell'economia delle colonie americane. Soprattutto perché incominciamo a guardare a quella che è, ne abbiamo accennato, alla rivoluzione industriale. Poi, cosa importantissima, viene affermata la massima libertà di commercio. Quindi i capitali, quindi le merci, girano e questo crea ricchezza. Ma soprattutto quello che mi pare anche interessante del percorso illuminista in economia è che si incomincia a calcolare quello che è il valore del lavoro, cioè non solo il capitale, diremmo così, ma anche il lavoro, cioè il lavoro come componente economica importante, come componente economica che porta appunto a valorizzare anche chi lavora, il lavoratore che incomincia appunto nella civiltà industriale ad essere importante. E, ovviamente questo fatto del benessere, del non avere malattie, del diciamo rialzo anche della qualità della vita, che cosa comporta? Beh, comporta che il sistema diventi un sistema moderno di gestione dell'economia, per cui si incomincia per esempio a investire nelle infrastrutture. Questo periodo è il periodo, specie in Francia, specie nel Piemonte cavouriano, perché poi in Italia si arriva sempre un po' in ritardo, è il periodo in cui si investe in trasporti, quindi sia trasporti di acqua, i famosi canali che uniscono la Francia, sia in strade. Quindi c'è tutto quello che serve per le comunicazioni, commerci, quindi è tutto legato appunto ad una situazione di miglioramento dell'economia europea. E poi questo evidentemente favorisce anche gli scambi commerciali che riguardano poi anche la valorizzazione di quella che è la manifattura, cioè le industrie diventano importanti e per quanto riguarda l'agricoltura, perché ancora l'Europa è sotto, diciamo, la maggioranza agricola, abbiamo lo sviluppo del mais, arriva al massimo della coltivazione del mais e delle patate, dove il mais non riesce a entrare. Quindi ci sono anche per gli ultimi, per i poveri, ci sono queste possibilità di nutrirsi e di avere, ecco, un vantaggio. Quello poi che porta anche cose nuove in Europa sono i cosiddetti viaggi oceanici, cioè inizia una nuova fase che potremmo chiamare di riscoperta di altre terre. Pensiamo per esempio alla scoperta della Cina, dell'India, dell'Africa nera. Quindi ci sono degli sviluppi anche di questo tipo che porteranno poi all'instaurarsi delle cosiddette colonie, quelle che saranno poi le colonie inglesi, francesi e via dicendo. Quindi c'è una visione dell'Europa dietro l'illuminismo. C'è una visione che, tra l'altro, proprio in virtù di questi viaggi, aiuta a fare la differenza tra quello che è l'Europa e quello che sono gli altri continenti e le altre nazioni. E quindi è già un pensatore che delinea l'Europa
Montesquieu. Montesquieu che cosa immagina? Montesquieu immagina in una delle sue opere, le lettere persiane, immagina che un persiano, quindi un abitante oggi dell'Iran, sia costretto a fuggire, perché anche allora c'erano delle questioni politico e anche di intolleranza, sia costretto a fuggire in Europa e scriva ai suoi amici in Iran, quindi in Persia, scrive ai suoi amici le sue impressioni su quella che è la società europea. E in queste sue lettere, questo personaggio che viene appunto dall'Oriente, che cosa fa? Praticamente lui esalta come l'Europa abbia la possibilità di realizzare quella che viene chiamata la Repubblica. Siamo in un periodo in cui ci sono monarchie dappertutto, tranne Venezia. Ebbene, Montesquieu idealizza la Repubblica, cioè la Repubblica che è qualcosa di legato alla libertà, quindi che non ha, diciamo, dei sudditi, ma che limita il potere anche dello Stato. Quindi che tutti partecipano alla Repubblica, alla gestione dello Stato. E soprattutto distingue diciamo, la libertà e quello che è l'ideale della Repubblica, lo distingue dai regimi totalitari dell'Oriente. Se oggi noi andiamo ad analizzare queste cose, possiamo vedere come l'Europa comunitaria si distingua da quello che ci sono i regimi autoritari orientali, la Cina, la Russia e via dicendo. Quindi già c'è una sensibilità a fare della libertà qualcosa di valore, qualcosa dei singoli, ma anche dell'organizzazione della società. E tema molto sensibile, sempre anche per Montesquieu, come lo era per i pensatori italiani di cui abbiamo visto, il problema della giustizia. La giustizia che, secondo Montesquieu, deve essere equiparata alla gravità del reato. Invece in Oriente, lui descrive, in Oriente anche dei reati molto leggeri vengono puniti assai più severamente di quello che è la loro gravità. Quindi c'è anche però una critica dell'Europa. Per esempio, si dice l'Europa ha fatto finora troppe guerre. L'Europa ha fatto finora anche una politica coloniale, chiamiamola così, di conquista. Ha fatto in modo che ci sia anche la corruzione. Cioè questa critica della corruzione, vedete che nella storia ha una sequenza, no? E gli illuministi, proprio in nome della ragione, in nome del razionale, criticano appunto il fatto che gli uomini, che le persone abbiano questa tendenza alla corruzione che naturalmente inficia anche i vantaggi di una società evoluta. E soprattutto che cosa sottolinea anche il Montesquieu? Sottolinea il fatto che in Europa, lui la chiama, c'è una passione per il lavoro. Passione per il lavoro che cosa significa? Significa investimenti e significa anche metterci l'intelligenza nel lavoro. E quindi esalta quelle che sono le grandi invenzioni che avvengono proprio lì a metà del Settecento. Perché queste grandi invenzioni, queste scoperte, che cosa esaltano? Esaltano niente altro se non il potere della scienza e delle arti. Quindi la scienza e le arti diventano fattori di libertà. E quindi la civiltà europea diventa una civiltà esemplare, quasi. Diventa una civiltà in cui la legge, in cui
diciamo, la partecipazione delle persone è auspicabile proprio perché nella Repubblica noi abbiamo anche quella che viene chiamata il principio di fondo dell'illuminismo, vale a dire la uguaglianza. E sempre di libertà, di idea d'Europa, naturalmente non può mancare Voltaire. Voltaire che guarda anche lui, diciamo, alle differenze che ci sono tra l'Europa stessa e l'Oriente. In particolare Voltaire si sofferma, come ci soffermeremo noi oggi, sulla Cina, dove lui vede però non qualcosa di negativo. Nella Cina lui vede la giustizia e la moralità, cioè lui è un fautore appunto di quella che è la civiltà cinese, dove secondo quello che lui sa, perché non è che vada in Cina, c'è un alto senso morale e della religione, come del resto anche in India, secondo Voltaire. Quindi Voltaire è pessimista nei confronti della civiltà europea e naturalmente, essendo pessimista, va all'attacco della religione cattolica, che secondo lui è una religione che frena l'evoluzione dei saperi, quello che invece non accade in Oriente. Quindi lui fa anche un'analisi della storia, per cui lui trova che ci sono state delle età felici dell'Europa, ma delle età quando la partecipazione delle persone, la partecipazione dei diciamo, cittadini, non ancora erano concepiti così, diventava essenziale e quindi si applicava anche la realtà dell'uguaglianza e quindi lo sviluppo dell'uguaglianza e lo sviluppo della libertà, quindi liberi ed uguali. No? Non andiamo a vedere se ci sono anche altri richiami oggi, ma il senso dell'illuminismo è proprio quello dell'essere tutti legati a un'idea di libertà, di uguaglianza e quindi anche di sviluppo della persona, dell'economia, secondo quella che è appunto il pensiero dell'illuminismo, che l'illuminismo propone proprio una idea di modernità. Cioè, anche noi oggi riflettiamo su questo, no? Abbiamo di fronte a noi l'antico, che può essere anche quello che è successo ieri o ieri l'altro, e abbiamo il moderno, cioè noi ci riteniamo, come persone, ci riteniamo dei moderni. Comunque la pensiamo, il nostro tratto, diciamo, il nostro identikit ideale è quello di presentarci come delle persone che non sono arretrate, che non sono legate al passato, alle cose vecchie, diciamo così, ma tutti ci teniamo ad essere moderni, tutti ci teniamo, per citare una parola francese, ad essere alla page, quindi di essere aggiornati su tutto ciò che accade nella società, su tutto ciò che accade nella realtà in cui noi viviamo. E quindi l'illuminismo a sua volta si presenta come, per essere attrattivo anche nei confronti delle persone, si presenta come una forza moderna, si presenta come una forza che rompe con il passato. Cioè il passato viene messo da parte. Per che cosa viene messo da parte? Perché le riforme devono preparare un mondo nuovo. Devono preparare un mondo nuovo e queste riforme, se non si possono fare in modo pacifico, ecco, bisogna fare una rivoluzione. Quindi la stagione delle rivoluzioni può essere positiva perché porta appunto al mondo moderno. Ma perché questa
questa critica degli illuministi alla loro società, che pur sembra aperta, che pur sembra accogliere anche le loro idee. Beh, innanzitutto loro partono da una critica alla religione, cioè per loro pare che la religione sia troppo monopolio, quindi della religione cattolica, sia troppo monopolio anche delle persone, quindi che la religione sia un freno per tutte quelle che sono le virtù che lo Stato moderno, che la realtà moderna propone alla società. Quindi critica della religione e critica anche a tutto quello che è, diciamo, quella tradizione contadina, quella tradizione che va al di là, diciamo, delle scienze, ed è una scienza popolare, ed è una scienza così, del conoscere le cose anche da un punto di vista non necessariamente razionale, ma tante volte irrazionale, no? Per esempio le magie, le stregonerie, tutte queste, i presagi, gli oracoli, no? Gli oroscopi e via dicendo, tutto questo che sa di irrazionale, che però c'è, perché noi più o meno, diciamo, anche stiamo a leggere per curiosità o per così passare il tempo, loro lo condannano come qualcosa di negativo, questi illuministi. Poi un'altra critica che viene fatta è quella di avere di fronte a noi delle verità indiscutibili. Cioè, loro dicono sì, noi siamo portatori della verità, perché distruggiamo il passato, creiamo con le riforme una situazione nuova, però non siamo depositari della libertà, della verità, dicono, perché la verità è sempre criticabile, cioè le idee sono sempre criticabili. Quindi anche loro stessi criticano se stessi. Quindi ci sono queste critiche di base, che portano appunto ad una società che è sempre in elaborazione quasi della sua forza di ragione. E per questo, essendo sempre in elaborazione, sente ancora forte il legame storico, per esempio, con il Rinascimento. Il Rinascimento aveva una sua vena, diciamo così, anticlericale, antitradizionale. Poi si sentono eredi di quello che è il pensiero, lo chiamiamo libertino, o ateista o laicista. Cioè il libertino era qualcuno che non riconosceva la forza della religione e si metteva appunto a contrastare un po' la religione con il suo modo di vivere. Ebbene, loro si sentono eredi di questo modo di pensare che c'era già nel Seicento. Poi, oltre a quello che è il rapporto con la scienza, quindi la scienza come valore fondamentale, loro anche danno spazio a quella che è la politica. Quindi la politica che cos'è per loro? La politica è razionalismo, cioè loro non pensano che la politica possa essere emozione. Molti nostri politici anche oggi, no? Agiscono su un fatto emozionale, reagiscono subito a qualsiasi cosa, spesso dicendo anche quello che non dovrebbero dire, e reagiscono dal punto di vista proprio emozionale, no? Invece, che cosa pensano gli illuministi? Pensano che la politica dovrebbe essere qualcosa di razionale, qualcosa che si basa sulla scienza, quindi anche la scienza politica, la politica come scienza, come sapere, e non soltanto come emozione, come gestione della vita pubblica,
deve essere razionale, su questo non possiamo non essere d'accordo, insomma, no? Quindi la proposta illuminista qual è per la società? La proposta illuminista, che è intellettuale ovviamente, quindi non arriva al popolo. Il popolo è assolutamente assente in questo processo culturale degli illuministi. La loro proposta è quella di sviluppare dei programmi di rinnovamento, di riforma, per portare tutta l'umanità, tutta la società al progresso. Cioè viene esaltato il mito che tuttora dura, non è che sia scaduto, il mito del progresso, cioè di un progresso senza fine. Ci sono delle vaste zone, diciamo, di opinioni anche oggi, in cui si pensa che il processo di progresso sia infinito. Che poi sia così, non lo so. Comunque, certamente noi abbiamo visto questo processo realizzarsi. Abbiamo visto lo sviluppo della società, lo sviluppo della scienza, lo sviluppo anche di tutto quello che noi abbiamo per le mani, anche questo modo di comunicarci, no? È già una prova che questo sviluppo c'è stato. Ma fin dove arriverà lo sviluppo? Fino a quale livello? Questo non lo sappiamo e credo che non l'avrebbero saputo neanche i fautori del movimento illuminista, i quali chiaramente avevano visto che qualcosa doveva cambiare, però anche loro avevano i loro limiti, come tutti noi abbiamo i nostri limiti nel pensare. Comunque il loro motto era preso in prestito da Kant. Kant era un filosofo tedesco che li ha preceduti un pochettino nella storia, nella filosofia, e li ha preceduti anche come pensiero. Cosa diceva Kant? Diceva dovete osare a sapere. Sapere aude. Osa sapere. E qui c'è un problema, evidentemente. Oggi, chissà, viene emarginato. Perché oggi il sapere dà fastidio. Oggi si preferisce l'ignoranza, perché l'ignoranza è più manipolabile. Leggevo proprio stamattina sul Corriere della Sera come 40.000 ragazzi chiedano di non fare più, attraverso una petizione al ministro della pubblica istruzione, di non fare più il compito di italiano agli esami di maturità. Per dire che se questo è come dire, il progresso, se questo è il valore del sapere, ma d'altronde noi lo vediamo nella società di oggi, basta aprire la televisione, il sapere è quello che riguarda i quiz, quello non è un sapere. I programmi culturali si fanno a tarda notte e possibilmente, chissà, chi è, diciamo, a conoscenza anche dagli uomini che ci governano, no? Chissà, viene messo da parte, tranne poi pescare i draghi di turno, no? Che sa almeno di moneta e di denaro, per quando si tratta di salvare capre e cavoli, no? Quindi questo è un po' il nostro difetto, quello di avere una diffidenza nei confronti del sapere, quella diffidenza che invece gli illuministi non hanno, anzi propongono che la società si basi proprio sul sapere. E quindi l'uomo che non sa è quasi un minore, è un minorato, diremmo noi, no? È qualcuno che non ha la pienezza della sua umanità.
Quindi l'illuminismo propone di uscire attraverso il sapere dallo stato di minorità che è caratteristica della società di ieri e anche di oggi. Quindi queste nuove idee diventano, diciamo, patrimonio di un vasto pubblico. Cioè non è che i filosofi illuministi le tengano per sé, oppure diventano soltanto dei libri. Siamo in un periodo in cui la cultura, le informazioni circolano, per cui ci sono gazzette, ci sono giornali, c'è tutto un insieme di mezzi di trasmissione, per cui il pensiero illuminista, che poi viene anche discusso nei salotti, nei caffè e via dicendo, arriva un po' dappertutto. Arriva un po' dappertutto e in qualche modo anche in regioni recondite, no? Come possono essere quelle dell'Italia, in qualche modo incominciano a mettere dubbi su quello che è ormai un ordine costituito, come Friuli c'erano 300 anni di Repubblica di Venezia, pensate. Quindi c'era questo sforzo, questa capacità del pensiero illuminista di mettere in dubbio quella che era la stabilità della società. Quindi una società che aveva bisogno di muoversi, aveva bisogno di conquistare nuovi spazi e soprattutto di partecipare a quella che era la vita della società e della politica. Per cui tante volte questa partecipazione veniva portata come esempio proprio per cambiare la realtà in cui vivevano gran parte allora degli appartenenti alla società europea. Quindi abbiamo soprattutto il pensiero politico di Rousseau, di cui abbiamo parlato, abbiamo accennato anche in volte scorse, per cui l'idea di un contratto sociale, ed è il titolo di un suo libro, l'idea di un contratto sociale nella società che va verso il progresso, e soprattutto di una nuova educazione della persona, dell'uomo. Un'educazione dell'uomo che lo riporti, secondo Rousseau, perché lo stato di natura è qualcosa di positivo, è qualcosa di fondamentale nella vita delle persone, che lo riporti allo stato di natura. E quindi nella sua opera L'Emilio, egli esalta questo stato di natura che permette appunto al cittadino, al nuovo figlio delle riforme, di essere uno che apporta del bene alla comunità e che apportando questo bene alla comunità partecipa con la democrazia diretta, cioè non una democrazia come la nostra che è mediata dai rappresentanti del popolo, diciamo, noi andiamo a votare, ma chi poi ci rappresenta sono coloro che noi abbiamo eletto. Ebbene, Rousseau non ci crede a questo passaggio, no? Non ci crede a questo passaggio dell'elezione dei diciamo, deputati, senatori, consiglieri regionali, sindaci e via dicendo. Non ci crede a questo. Rousseau dice che la democrazia deve essere diretta, perché solo con la democrazia diretta c'è lo sviluppo equilibrato, lo sviluppo totale, diciamo, della personalità della gente, quindi la personalità della società che contribuisce appunto a dare una nuova svolta a quella che è la storia, Quindi questo, diciamo, questo impegno che i pensatori illuministi ci mettono nella politica, nella scienza, diventa anche
ispirazione a quelle riforme di cui abbiamo accennato anche la volta scorsa, dei vari reami, no? Quindi la riforma diventa punto di forza, per una nuova società, che diventa una società dove tutto ciò che è interesse collettivo diventa interesse del singolo. E quindi c'è una concezione nuova della storia, c'è una concezione nuova anche della scienza come motore della storia, non più il pensiero, ma è la scienza, motore della storia. Ebbene, proprio in questo quadro della scienza e del pensiero illuminista, della ragione che muove la storia, siamo di fronte ad un primo fenomeno rivoluzionario che si realizza non nella vecchia Europa, ma si realizza nel nuovo continente che è l'America. Nell'America del Nord ci sono 13 colonie inglesi, sono 13 colonie inglesi che desiderano sottrarsi al dominio della madrepatria, per ragioni economiche prima di tutto, ma anche per ragioni di tipo politico, per poter sviluppare al loro interno quello spirito di uguaglianza, di libertà che il pensiero illuminista sta coltivando in quegli anni. Quindi accanto, diciamo, a quelle che sono le istanze piccole o grandi, accanto a quella che può essere anche lo spirito della rivoluzione legato, diciamo, a tutto un insieme di motivazioni, c'è anche questo radicalismo nel chiedere la indipendenza, quindi una democrazia che sia, diciamo, vicina. Perché se noi pensiamo all'idea di una democrazia diretta, non è che possiamo pensare che gli americani si presentino in Inghilterra, all'epoca, no? Che non c'erano neanche i mezzi veloci come oggi di viaggio, per far valere la loro, diciamo, indipendenza e la loro partecipazione democratica alle istituzioni inglesi, che già erano notevolmente avanzate, no? Quindi c'è da pensare appunto che la democrazia diretta per gli americani, per questo popolo che si era creato nelle colonie inglesi, la democrazia diretta debba essere realizzata in America e non diciamo, in collegamento con l'Europa. Quindi queste 13 colonie, queste 13 unità, diciamo, molto piccole ma molto agguerrite, a partire dal 1776, comandate da George Washington, che è un grande proprietario terriero della Virginia, incominciano appunto a fare la guerra all'Inghilterra e se ne escono con quella che viene chiamata la dichiarazione di indipendenza. E che cosa dice questa dichiarazione di indipendenza, valida ancora oggi? Questa dichiarazione di indipendenza parte da un'affermazione che tutti gli uomini sono uguali, quindi il principio illuminista dell'uguaglianza. E poi sostiene che hanno diritto alla vita e alla libertà. Quindi tutti gli uomini sono uguali, hanno diritto alla vita, hanno diritto alla libertà. E anche, aggiungeranno poi, alla felicità. Ma come si combina tutto questo con l'idea che allora c'era di Stato, quindi con l'assolutismo, che c'era anche in Inghilterra, c'era anche nelle realtà che avevano una certa modernità, come si diceva, no? E quindi perché allora
bisogna fare la rivoluzione? Perché per realizzare appunto uno stato dove il cittadino, il popolo, questo protagonista diretto della storia, abbia la possibilità di decidere su chi debba governarlo. Quindi il potere di scegliere il governo viene affidato al popolo. E quindi la americana su che cosa si basa? Si basa su un principio, come abbiamo sentito prima di Montesquieu, su un principio repubblicano, quindi non una monarchia, ma una repubblica, dove tutti partecipano alla vita della repubblica, e soprattutto una Costituzione che si basa sulla federazione federale. Questo obiettivo, chiaramente, questo obiettivo ha portato, con la sua realizzazione piena, ha portato allo sviluppo di quello che oggi sono gli Stati Uniti d'America e la potenza che sono gli Stati Uniti d'America. E vi dico la verità, a leggere quello che scrive lo scrittore francese Tocqueville, che ho letto quando ero giovane, si resta veramente ammirati, perché Tocqueville scrive nel Settecento, quindi alla fine del Settecento e prima dell'Ottocento, sul concetto di democrazia in America. Di fronte alla democrazia americana, come viene stipulata dai padri fondatori, no? Diventa veramente l'ideale di uno Stato e di una partecipazione dei cittadini. Ma questo non poteva essere appunto nelle dimensioni di 13 piccole colonie che vivevano, ecco, in una situazione un po' di isolamento, ma un po' anche di idealità che poteva essere coltivata. Ecco, quindi che cosa abbiamo di interessante nella Costituzione americana che non abbiamo qui in Europa? Innanzitutto la divisione dei poteri, cioè i poteri che vengono costituiti da un presidente che viene eletto 4 anni, poi un potere legislativo che controlla il presidente con 2 camere, il congresso e il senato, poi c'è il vertice separato della giustizia che è la Corte Suprema, e poi anche l'elezione dei giudici, quindi non giudici di mestiere, ma giudici eletti. Quindi la rivoluzione americana è sostanzialmente più illuminista di quella che sarà la rivoluzione francese. Perché? Perché le politiche sociali che vengono enunciate nei documenti della nuova America, che cosa dicono? Dicono che naturalmente ci sono questi contratti nuovi tra politica e persona, questo modo di collegarsi che diventa vera e propria liberazione della persona, e quindi la persona diventa protagonista del suo presente, ma anche del suo futuro. E quindi i leaders rivoluzionari di allora sono dei leaders che dalla loro parte hanno il popolo e soprattutto danno al popolo un insieme di valori che vengono poi tramandati fino ad oggi. Per cui quello che testimonia ancora la Costituzione americana è un concetto di libertà, che addirittura, perché poi nell'illuminismo c'è un richiamo all'antichità classica, tra l'altro, no? Perché l'antichità classica viene vista come un periodo positivo
da come lo presenta la letteratura, no? Sia la letteratura greca che la letteratura latina. Quindi ispirandosi, diciamo, a quelle che erano delle figure carismatiche dell'antica Roma, dell'antica Grecia, che cosa fanno i costituzionalisti americani? Si richiamano proprio a quei valori, quindi a figure per esempio come quella di Catone. Catone che pur di salvaguardare la sua integrità si suicida, per dire come ci sono queste figure che poi noi abbiamo visto nei nostri studi ancora come figure mitiche, sono delle figure che hanno portato già nel Settecento hanno portato alla realizzazione appunto di un mito che è stato quello della continuazione del loro pensiero nella rivoluzione americana. Quindi la rivoluzione americana, anche per gli europei, diventa un riferimento. E non per nulla i francesi partecipano alla famosa spedizione che porterà appunto ad una attenzione maggiore su questo fatto, perché troviamo in America, con Lafayette, troviamo lo scontro tra la Francia e l'Inghilterra, due nazioni che sono ugualmente, diciamo, simpatizzanti, no? dell'illuminismo, perché Lafayette poi sarà uno dei protagonisti della rivoluzione francese, anche tra l'altro. Poi verrà messo da parte, perché ovviamente lui era monarchico. Quindi che cosa sembra poi agli europei, ai filosofi illuministi, la realizzazione dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America? Sembra, ecco, quello che potremmo dire la patria dei filosofi, no? I filosofi, anche nell'antica Grecia, venivano sempre criticati perché sono sulle nuvole, no? Sono coloro che hanno teorie ma non hanno pratica. Il governo dei filosofi veniva anche irriso nelle commedie dell'antica Grecia e in quelle romane. Invece qui il governo dei filosofi si realizza in America. Si realizza in America perché? Perché c'è la libertà religiosa, perché ci sono delle libertà che permettono anche atteggiamenti non conformisti, e lo vediamo anche oggi, no? Cioè la massima libertà che c'è in America anche ad assumere atteggiamenti così non conformisti, e poi soprattutto c'è l'incoraggiamento di un'emigrazione che però a cui viene richiesto di avere appunto il senso di questa uguaglianza, e quindi di realizzare non astratti ideali, ma qualcosa di concreto, qualcosa di reale. Quindi lo Stato americano diventa uno Stato di riferimento per il pensiero illuminista in Europa. Ma questa rivoluzione, quindi, che cosa comporta ancora per l'Europa stessa come modello? Beh, innanzitutto alla definitiva sfiducia di quelle che sono le classi sociali legate ancora al Medioevo. Quindi si vedrà crescere la borghesia e entrare in crisi la nobiltà e il clero. Poi abbiamo sentito prima rivoluzione agricola, quindi uscire dalla diciamo, agricoltura tradizionale per nuovi metodi che permettono un'agricoltura più performante. E poi
tante altre cose nuove che rovesciano la prospettiva di quella che è la tradizione fino ad allora portata in Europa, no? Quindi che cosa c'è che muove tutto quanto? Tutto quanto è mosso dal fatto che incomincia il predominio dell'industria, il predominio del valore del lavoro, di cui abbiamo detto, incomincia soprattutto il predominio di quella che è la forma massima di libertà degli scambi e diciamo, nelle conquiste anche della persona, perché la persona messa in condizione di esercitare la sua libertà e di esercitare la sua, diciamo, forza ideale, incomincia appunto a mettere a buon segno quelli che sono i suoi obiettivi. Quindi con l'illuminismo che cosa si raccoglie? Si raccoglie soprattutto che ci sono delle condizioni nuove, ci sono delle condizioni in cui lo Stato, la persona, la realtà, diciamo, quotidiana delle persone diventano fondamentali per cambiare la società. È vero che la società poi non è che cambi del tutto, perché logicamente ci sono le costrizioni anche, no? Di quello che la società si comporta. Per esempio, il fatto che in Francia si voglia fare una rivoluzione come in America, o comunque molto somigliante a quella americana, con lo sviluppo della borghesia, invece si trova che poi questa rivoluzione esce, diciamo così, dai margini che viene dato al razionalismo della rivoluzione americana e quindi debordi, diciamo, in quello che è poi qualcosa di negativo anche nei confronti della persona. Quindi si possono dire tante cose dell'illuminismo. Non ultimo, certamente, quello di essere un movimento che è fatto di filosofi, di persone elitarie, di persone che hanno, diciamo, argomenti e tematiche che alla maggioranza del popolo non interessano, no? Perché il popolo stranamente fa un'altra vita, è ancora indietro nel tempo, cioè questa forma di redenzione che l'illuminismo vorrebbe fare anche di quelli che noi chiamiamo proletari, quindi non soltanto dei borghesi, diciamo, questa forma di cambiamento non attecchisce ancora, però diciamo che le idee corrono e le idee incominciano proprio a dare alla società europea